magari potremmo anche noi, come è già stato fatto in altri paesi del mondo, dare un incentivo, quindi regalare qualcosina che possa essere poi utile per quando si ritornerà nei nostri locali. Adesso la butto lì così, mi viene da pensare a un ingresso gratuito per chi potrà vaccinarsi nei nostri locali. Una proposta per ora solo sulla carta, quella lanciata dal vicepresidente del sindacato locali da ballo del Veneto Venerandi per incentivare i più giovani a sottoporsi alla vaccinazione. Con questo obiettivo i gestori delle discoteche italiane si sono detti pronti a mettere a disposizione i propri locali per la campagna vaccinale dei ragazzi. I locali potrebbero essere luoghi un po' più così vivaci e potrebbero anche essere motivo, come ha detto lei, di stimolare alla vaccinazione. Per le discoteche ferme dal 23 febbraio 2020, con una parentesi di un mese nel periodo estivo, riaprire al più presto è una priorità. Per questo sono stati organizzati 2 eventi esperimento, sulla scia di quanto accaduto nei mesi scorsi a Liverpool, Amsterdam e Barcellona in 2 locali, uno al chiuso e uno all'aperto a Milano e a Gallipoli. Il test vedrà circa 2000 ragazzi che potranno ballare vicini indossando la mascherina. L'ingresso sarà consentito solo a chi presenterà certificato vaccinale o esito negativo al tampone. 5 giorni dopo i partecipanti dovranno sottoporsi ad un nuovo test. Se i risultati saranno positivi potrebbero non essere necessari ulteriori sperimentazioni e con queste modalità potrebbe essere dato il via libera alle riaperture. Diciamo che i test sono sufficienti, quelli che abbiamo visto all'estero, quelli che faremo qui in Italia e poi dovremo partire subito senza più esitare. Silbe Nazionale e Ministero sono al lavoro per il protocollo delle riaperture che Venerandi ipotizza possano avvenire con 2 distinti scenari. Potendo operare all'aperto, penso che potremo operare subito tra giugno e luglio, secondo me. Poi, per quanto riguarda l'autunno, vorrei poter riaprire il mio e tutti gli altri locali d'Italia